Buongiorno, tifosi napoletani. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie da Napoli. Forza Napoli sempre. 15. Inizio della conferenza stampa. È solo una questione di pressione? Chi di voi prova più di tutti questa sensazione? Prima di tutto, dobbiamo assicurarci un posto in Champions League. Inoltre, avremo l'opportunità di avvicinarci, con un buon risultato, a un obiettivo prestigioso che non avremmo potuto prevedere a inizio anno. Ma abbiamo detto, ci siamo, chiaramente cercheremo di creare più problemi possibili fino alla fine. Ha assicurato un Napoli competitivo. Ora cosa manca per la ciliegina sulla torta? Ho detto tante cose all'inizio dell'anno, alcune posso confermarle, altre no. Non nego nulla, ma si vedono certe situazioni e non voglio confermare tutto quello che ho detto. Anche il discorso di Kvara è stato chiaro. Ho detto che il Napoli non deve essere una società di passaggio, non voglio essere visto come un bugiardo su cose che non sono state realizzate. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare. Circa 10.000 napoletani a Monza che sognano. Cosa hai voglia di dire? Per continuare a sognare, dobbiamo alimentare il loro sogno. Stiamo facendo qualcosa che va oltre le aspettative, date le premesse e quanto accaduto l'anno scorso. Siamo qui, dobbiamo continuare a nutrirli con tutte le nostre forze. Sappiamo che non è facile, non lo è stato finora e ci saranno altri ostacoli da superare, e dovremo essere bravi come lo siamo stati finora, senza scuse, facendo quello che abbiamo fatto. Siamo i primi a volerli nutrire, la passione che ci è stata trasmessa lo merita. Monza. Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Napoli. Cosa mi aspetto dalla partita contro il Napoli? Dobbiamo difendere quello che possiamo e non farci prendere la mano. Diciamo sempre le stesse cose, ma è così. Per me possiamo fare anche peggio e quindi non dobbiamo abbassarci ulteriormente. Sappiamo che la salvezza è impossibile, o quasi, ma dobbiamo mantenere una dignità importante. Il confronto con i giocatori c'è stato, come in tutte le altre partite. Dopo Venezia ho fatto una conferenza stampa diversa, perché nelle altre partite mi sono sempre comportato in modo diverso. I risultati sono gli stessi, la classifica è la stessa, ma non è facile. Non possiamo fare ancora peggio e non possiamo finire il campionato con 15 punti. Possiamo retrocedere, ma in modo diverso, è l'obiettivo che ci siamo prefissati. I confronti ci sono sempre stati, a volte magari un po' più difficili, ma il risultato è sempre lo stesso. È questo che non va bene. Cosa è mancato in questa stagione e cosa non sono riuscito a trasmettere ai giocatori? La squadra sarà come me. Non attacco mai i miei giocatori, soprattutto in pubblico. Sarebbe come liberarmi da ogni responsabilità e invece sarei nel problema e ne sarei parte. Devo assumermi la responsabilità. Se non sono riuscito a ottenere questo risultato con un atteggiamento diverso, la responsabilità è mia, dell'ambiente e del momento storico del club. Ma non mi arrenderò. Sarebbe facile puntare il dito contro i giocatori che sono caduti in piedi. Se vogliamo analizzare i motivi per cui non siamo usciti da questo tunnel, per me la colpa è dell'allenatore, ma ci sono anche altre componenti. Sono molti gli elementi che hanno caratterizzato la stagione che abbiamo avuto. Io vivo a Monza da solo con la squadra, ci siamo divisi, siamo un gruppo forte. Non possiamo scappare e nasconderci, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per chiudere la stagione in un certo modo. La cosa positiva è che il Monza ha sempre avuto un buon approccio contro le squadre forti. Potrebbe succedere lo stesso contro il Napoli? Da un punto di vista mentale, sono d'accordo. La tensione e la responsabilità sono diverse. Le squadre più grandi ti lasciano più spazio e puoi giocare di più. Non commettiamo mai un errore nell'impatto mentale contro le grandi squadre. Abbiamo giocato bene contro l'Inter e le altre squadre più avanti in classifica, mentre abbiamo faticato di più contro i nostri diretti rivali. Il nostro campionato deve essere contro Empoli e Venezia. In questi giochi bisogna dare sempre qualcosa in più. Cosa ne pensi? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!